Amici di Sportisili, ben trovati in questo nuovo episodio di Pillole di Sessa, appuntamento bisettimanale del calciomercato qui sui canali social di Sportisili. Qui per voi Aldo Sessa che vi accompagnerà in questa mezz'ora di calciomercato con notizie assolutamente importanti che arrivano quest'oggi da Catania con l'annuncio ufficiale di Giovanni Ferraro come nuovo allenatore dei rossonerazzurri. Rossonerazzurri che partiranno a breve per il ritiro che vedrà protagonisti diversi giocatori del passato dei rossonerazzurri e anche volti nuovi, ma soprattutto avremo anche il Catania avrà anche un nuovo diciamo un nuovo assetto anche all'interno della squadra, insomma tanti nomi da andare a spulciare quest'oggi. Poi vedremo quello che succederà in casa Palermo, quello che è successo in casa Palermo in questi ultimi giorni, perché ci sono novità sul fronte allenatore. E poi in casa Messina naturalmente è finita la prima parte del ritiro, quello tra Cascia e Roma. Il Messina si radunerà tra pochi giorni in città per cominciare poi la tappa di avvicinamento a quello che sarà il prossimo campionato di Serie C. Tutto questo e molto altro sarà questa puntata di Pillole di Sessa, non episodio. Allora, prima di ogni altra cosa, mettete un mi piace alla nostra pagina Facebook e ai nostri canali social, da YouTube a Instagram fino a Twitter, e poi non dimenticate di seguire il nostro sito www.sportisili.it per ricevere tutti gli ultimi aggiornamenti su queste squadre di cui parleremo oggi naturalmente, ma anche di tutto lo sport siciliano a 360 gradi. Naturalmente vi invitiamo anche a commentare sulla nostra pagina Facebook, durante la nostra diretta, anche sulla diretta di YouTube. Ci chiedono subito notizie sul Messina, affronteremo assolutamente anche le tematiche riguardanti il calcio giallo-rosso, ma partiamo subito con quella che è una breaking news, di fatto un'ultima ora, è quello dell'arrivo di Giovanni Ferraro come nuovo allenatore del Catania. L'annuncio è arrivato proprio in questi ultimi minuti. Andiamo a leggere quello che è anche il comunicato ufficiale. Ferraro arriva in città, sarà appunto il prossimo allenatore del Catania. Ci sarà la presentazione al Princess Hotel a Catania. Giovanni Ferraro è un allenatore di grande esperienza in Serie D. Ricordiamo le sue esperienze in Campania, una su tutte, l'ultima, quella col Giuliano, che ha permesso alla squadra campana di essere promossa in Serie C con un campionato assolutamente di vertice molto importante, ma anche le altre esperienze a Vico Equense, così come in altre piazze campane. La particolarità di Giovanni Ferraro è che ha una lunga esperienza tra Serie D e Serie C2, ma che si è sviluppata praticamente interamente in Campania dal punto di vista della sua carriera da allenatore. Ricordiamolo, le esperienze anche con la Casertana, con l'Arzanese e con il Gragnano, così come anche con il Savoia l'anno scorso, che ha poi ceduto il titolo sportivo al Giuliano e ha permesso alla squadra campana di in qualche maniera ripartire dalla Serie D e arrivare a centrare quella storica promozione che ha centrato proprio con Giovanni Ferrari in panchina. Come dicevo, il comunicato annuncia appunto l'arrivo di Giovanni Ferraro. Domani alle 12 ci sarà la conferenza stampa al President Park Hotel, scusate per il refuso, con appunto la presentazione dell'intero staff tecnico della società rosso-azzurra. Questo per quanto riguarda appunto Giovanni Ferraro che, come dicevamo, ha dato la possibilità al Catania di mettere assieme l'ultima pedina fondamentale, quella dell'allenatore. Adesso il Catania potrà finalmente concentrarsi nel calciomercato vero e proprio. Ha già portato avanti diverse trattative, ma i rosso-azzurri hanno anche diciamo stanno ormai per chiudere per numerosi
per numerosi giocatori, anche perché naturalmente la squadra è da ricostruire praticamente da zero. E tra questi nomi, certamente ci sono nomi che i catanesi conoscono molto bene, ne abbiamo già parlato anche nelle scorse puntate, di pillole di sessa, uno su tutti è quello del possibile ritorno di Ciccio Lodi a Catania, ma non è il solo obiettivo dei rossonerazzurri per quanto riguarda gli ex giocatori del Catania. Oggi è uscito un lungo elenco anche di papabili nomi. Tra questi, come potete vedere anche in grafica, ci sono quelli di Rapisarda, Lodi e Russotto, ma anche giocatori più giovani per quanto riguarda i rosso-azzurri. Per esempio, stiamo parlando del difensore Simone Pino, che era praticamente a Catania fino a poco prima del fallimento, così come anche il centrocampista Giulio Frisenna, che ha trascorso l'ultima stagione a Ligata. E poi ancora Giacomo Rosai e appunto Andrea Russotto, che sono due nomi che hanno fatto parte della storia recente del Catania, con Andrea Russotto che potrebbe aver sponsorizzato e potrebbe aver attirato le attenzioni anche sul fratello Alessandro, che sembrerebbe in odore di almeno partecipazione al ritiro dei rosso-azzurri, ritiro che comunque dovrebbe ufficializzare le proprie presenze di questi giocatori nei prossimi giorni, verosimilmente dopo la conferenza stampa di presentazione di Ferraro. Altri nomi sono quelli di Francesco Rapisarda. Come avete potuto vedere, Francesco Rapisarda ha già una grande esperienza alle spalle con stagioni in Serie C, l'ultima delle quali la Triestina, ottima da questo punto di vista, con la Triestina che nonostante le difficoltà era riuscita a centrare i playoff di Serie C. Tra l'altro la Pisarda è andato anche in gol contro il Palermo durante i playoff di Serie C. Ma ricordiamo che un altro nome di grande esperienza per quanto riguarda il campionato di Serie C è quello del difensore centrale Michele Ferrara. Michele Ferrara ha 29 anni, ma appunto una lunga esperienza nella terza, diciamo, nella terza serie italiana, con oltre 180 presenze accumulate in varie squadre come Monopoli, Pergolettese, Sicola Leonzio, quindi sarebbe comunque un ritorno in Sicilia per il difensore. E poi altri nomi di grande esperienza potrebbero essere quelli di Rizzo, ex giocatore del Messina, messinese, che nell'ultima stagione è stato uno dei protagonisti della cavalcata dei biancorossi dei giallorossi, scusate, verso la salvezza. Così come anche un uomo d'esperienza per quanto riguarda la Serie D è appunto il difensore maltese, ex giocatore dell'Icate nell'ultima stagione a Trapani. Salvatore Maltese potrebbe dare quell'esperienza in più nella categoria che in questo momento serve al Catania per poter in qualche maniera fare un salto di qualità. Tanti altri sono i nomi, si sono fatti negli scorsi giorni nomi di Lorenzini, così come del giovane Pannitteri, De Luca, il portiere Passador. Insomma, questi sono alcuni dei nomi che potrebbero far parte del nuovo Catania targato Ross Pelligra e naturalmente con l'aiuto di Antonello Laneri e Giovanni Ferrara, una costruzione che possa portare il Catania il più presto possibile nel calcio professionistico dopo il triste fallimento della scorsa stagione. Questo è quello che riguarda, come dicevamo, il mondo Catania. Anzi, chiediamo ai tifosi catanesi un pensiero su quello che è l'arrivo di Giovanni Ferrara, se si aspettavano questo nome e se sono soddisfatti dell'arrivo di questo allenatore che, come dicevamo, ha lunga esperienza in Serie D. Ma nel frattempo passiamo al Palermo, che è ancora in piena rivoluzione con le dimissioni di Silvio Baldini e anche del direttore sportivo Renzo Castagnini.
Il Palermo non ha ancora il proprio nuovo allenatore, è ancora affidata a Stefano Di Benedetto, che ha esordito nella alla fine della scorsa settimana con la vittoria per 3-2 sulla Reggiana in Coppa Italia. Ebbene, proprio sulla questione dell'allenatore adesso ci concentreremo, perché arrivate importanti novità quest'oggi che in questo momento allontanano la possibilità di avere il nome del nuovo allenatore del Palermo entro questa settimana. Ci teniamo a precisare questo. Naturalmente tanti sono i candidati che in questo momento il Palermo sta vagliando per diciamo per la prossima stagione, che sta ormai per cominciare, la prossima annata di Serie B. Uno su tutti, come sappiamo, è il nome di Eugenio Corini, che ha grandi sponsorizzazioni non solo dalla piazza, che conosce bene il genio per i suoi anni in rosanero, oltre ad averlo avuto anche come allenatore, ma delle sponsorizzazioni anche all'interno della società con Gardini, che non ha nascosto, diciamo, in qualche maniera, almeno i ben informati così dicono, una certa predilizione per questo nome, così come anche Mirri. Ma attenzione a quello che è il sistema City Football Group. Tanto sta facendo discutere la loro impostazione di in qualche maniera selezione dei nuovi profili. Si sta impiegando diverso tempo per naturalmente scegliere quello che sarà il nuovo allenatore del Palermo. Abbiamo spiegato in un articolo qualche tempo fa delle modalità di selezione del City Group, con un'analisi comparata delle varie carriere di questi profili, che non ricordiamo non sono solo Corini, ma sono anche tanti altri. Avete visto in grafica quello che era un altro dei prossimi candidati in lizza, che è quello di D'Angelo, ex allenatore del Pisa. Ebbene, il City Football Group analizza, come dicevamo, le carriere in maniera comparata, fa dei colloqui ai vari candidati quasi come fosse una posizione lavorativa vera e propria, insomma ha un'analisi molto meticolosa dei profili. Questo naturalmente richiede tempo, richiede soprattutto una scelta, perché scusate, una scelta che possa portare il City Group a mantenere quella che è la propria strategia per quest'anno. Come si è detto all'inizio, doveva essere una stagione di transizione, e quindi il City Group non vorrebbe più, diciamo, dover riprendere la questione allenatore durante l'anno, quindi ci sarà una scelta meticolosa di questo profilo. Questo, come dicevamo, comporta tempo, e questo potrebbe portare a far slittare l'annuncio dell'allenatore per la partita con in questo momento. Naturalmente la partita con la Reggiana ha dato a Stefano Di Benedetto, come dicevamo, la possibilità di trovare, diciamo, una conferma anche per la prossima, appunto, per la prossima partita con il Torino, proprio nel frattempo che il City Football Group porti avanti questa scelta del nuovo allenatore. Leggiamo appunto un commento, tra l'altro, che arriva proprio sul Palermo, Fabio Spinoso, e salutiamo gli amici di FPS. Auspichiamo una rapida scelta del mister da parte del City Football Group. Il mercato ha subito uno stop e il tempo stringe. Evidentemente questa è una delle problematiche della scelta del nuovo allenatore. Naturalmente un ritardo sulla scelta, o chiamiamolo comunque una necessità di trovare un profilo adeguato per questo ruolo, porta anche un rallentamento nel calciomercato. E come vedrete nella prossima grafica, c'è in questo momento una particolare stasi per quanto riguarda il calciomercato del Palermo.
L'ultimo nome in ordine di tempo che dovrebbe arrivare ad essere in qualche maniera ufficializzato sarà quello di Devetak, Mladen Devetak, terzino sinistro del Vojvodina, che dovrebbe arrivare a Palermo a titolo definitivo. Ancora si attende l'annuncio, ma contemporaneamente è bloccato tutto il resto. Questi sono nomi che già erano stati impiegati diciamo in più di un'occasione, diciamo erano stati analizzati in più di un'occasione anche nelle scorse puntate. Come vedete il mercato è in uscita, scusate, è bloccato. Uno su tutti è quello di il nome è quello di Somma, che tra l'altro non è stato convocato per la partita contro la Reggiana. Sembrava un indizio di mercato che potesse portare allo sblocco di questa trattativa, ma ancora così non è. Sicuramente è una trattativa aperta quella di Somma con il Foggia, ma ancora appunto il Palermo attende di chiudere per quanto riguarda il nuovo allenatore, così come non è arrivata nessuna offerta per Silipo. Silipo che rischia di essere un po' bloccato dai nuovi arrivi sulle fasce offensive dei rosanero, sulle ali in qualche maniera dei rosanero, e da questo punto di vista Silipo anche da Baldini stesso era stato indicato come uno di quei giocatori che doveva uscire per fare un po' d'esperienza. Ancora così non è, e naturalmente si è in attesa anche di questi aspetti. Così come dicevamo è bloccato il mercato in entrata con profili come quelli di Giacomo Calò, che era stato affiancato ai rosanero, che evidentemente è in attesa di evoluzioni per quanto riguarda la panchina del Palermo. Andiamo a vedere appunto quelle che sono altri messaggi. Ci chiedono da Messina quelle che sono le notizie eventualmente ulteriori rispetto all'ufficialità di Zuppel e la trattativa su Curiale. In questo momento il Messina è proprio concentrato sulla trattativa su Curiale, che sta portando via del tempo prezioso anche ai giallorossi, ma adesso ne parleremo anche un pochino più nello specifico. Ma Curiale è un nome assolutamente caldo per i giallorossi, che hanno già impostato una propria struttura di mercato con i giovani. Adesso si stanno concentrando sui profili un po' più esperti, ma poi ripeto ne parleremo tra poco. Andiamo a leggere ancora quelli che sono qualche altro commento. Ci chiedono di Silipo se alla fine il mercato potrebbe andare via. Questa a questo punto rimane un'ipotesi aperta. Ripetiamolo, al momento non ci sono delle offerte per Silipo. Si era ventilata l'ipotesi di un interessamento della Viterbese allenata da Giacomo Filippi, ma non si è mai concretizzato in una vera e propria trattativa. Naturalmente, in base anche a quelle che saranno le evoluzioni del mercato del Palermo e naturalmente della situazione allenatore, potrebbero uscire negli ultimi giorni alcuni di questi giocatori. Naturalmente questo potrebbe segnare un rallentamento ulteriore al mercato in entrata del rosanero, ma in questo momento non è possibile, diciamo, avere ulteriori novità se non in attesa del nome del nuovo allenatore. Vista naturalmente le richieste che arrivano da Messina di notizie sul calcio mercato del Messina, entriamo nell'ultima fase della nostra trasmissione parlando appunto dei giallorossi. Come abbiamo detto, è finito il ritiro la fase del ritiro di Roma, un ritiro che ha portato già delle prime indicazioni interessanti per quanto riguarda i giallorossi di quello che sarà la prossima rosa del Messina. Evidentemente c'è, come dicevamo, una base fortemente indirizzata verso i giovani giocatori, e uno di questi che era già arrivato a Messina, nel ritiro del Messina, oggi è stato ufficializzato. L'annuncio è quello di appunto Diego Zuppel, classe 2002, proveniente dallo Spezia, che arriva in prestito secco nella città dello Stretto. Zuppel va a rinforzare quello che è il reparto centrale dell'attacco messinese,
attacco messinese che è stato rinforzato anche con gli arrivi dei giovani Piazza e Napoletano, per esempio, quindi si sta puntando soprattutto in avanti su una linea molto giovane. Ma questo non significa che i giallorossi non stiano trattando dei profili interessanti anche dal punto di vista dell'esperienza. E uno di questi è certamente, come aveva anche anticipato il nostro amico da Messina, il nome di Davis Curiale. Ora, Davis Curiale è un giramondo, tra l'altro di origine siciliana, nato in Germania, ma ha praticamente girato tutta l'Italia e in particolare anche la Sicilia. È venuto fuori dalle giovanili del Palermo per poi andare a giocare anche a Trapani e a Catania. E di fatto Messina è una di quelle piazze importanti che ancora a Curiale manca per completare questo ideale Giro di Sicilia, ecco, chiamiamolo così. Il Messina è assolutamente interessato al giocatore e la notizia importante è che anche il giocatore ha una gran voglia di tornare a di venire a Messina. Il Messina sta cercando la quadra con il giocatore, ricordiamo in questo momento svincolato. Naturalmente ci saranno delle esigenze per il calciatore da dover essere ancora, diciamo, esaudite perché questo possa arrivare, ma come dicevamo, la trattativa con Curiale sta un pochino rallentando eventuali altri profili. Il Messina però è assolutamente interessato al giocatore e questo potrebbe portare a sbloccare la situazione da qui a qualche giorno, mentre ci sono anche novità in uscita perché sembrerebbe che il giovane Simonetti, che ha fatto parte già della rosa del Messina lo scorso anno, potrebbe lasciare i giallorossi offerte sul ragazzo, anche perché il calciatore effettivamente sembra un pochino fuori dai piani tattici del mister Gaetano Oteri, che è arrivato quest'anno in Sicilia e che spera di far fare al Messina una stagione un po' più tranquilla. Andiamo a vedere se ci sono ulteriori messaggi che arrivano dalla nostra diretta. Ricordiamo che le nostre dirette le potete trovare sia su Facebook che su YouTube, dove naturalmente raccogliamo quelle che sono appunto queste puntate, quindi potrete andarle a rivedere in qualsiasi momento. C'è in realtà un'ultima richiesta, un'ultima domanda per quanto riguarda Calò, se si aspetta appunto l'arrivo del nuovo mister. Lo ribadiamo, il mercato in entrata e il mercato in uscita del Palermo è in questo momento condizionata in qualche maniera dalla scelta del nuovo allenatore. Evidentemente ci saranno dei colloqui col futuro mister del Palermo. Abbiamo già visto come comunque il City Group tenda a lavorare sicuramente in cooperazione col ramo sportivo, ma poi ha l'ultima parola sulle operazioni di mercato, così come anche, come è normale che sia, anche sull'allenatore. Questo comporta naturalmente delle tempistiche dilatate rispetto al normale e quindi inevitabilmente sia la questione allenatore che la questione calciomercato, come per esempio il nome di Calò, potrebbe essere rallentata, anzi è sicuramente rallentata dalla questione allenatore. Se le tempistiche si accorceranno, se già in settimana, cosa che comunque ribadiamo sembra veramente difficile, può arrivare il nome del nuovo allenatore del Palermo, e allora anche il mercato in entrata, così come quello in uscita, potrebbe subire un'accelerazione. Altrimenti si dovrà attendere la settimana prossima, quella di avvicinamento alla prima partita di campionato, per avere delle nuove notizie in effetti di calciomercato dalla sponda del Palermo. Ultima notizia per quanto riguarda invece il Messina, lo ricordiamo come appuntamento per i tifosi giallorossi, la realizzazione del calendario per quanto riguarda la Serie C. Ci saranno prima il giorno 4 agosto la composizione dei vari gironi e naturalmente la questione si è allungata notevolmente vista ai ritardi causati dai ricorsi al TAR delle squadre escluse
inizialmente dalla Serie C, e poi giorno 5 dovrebbe esserci appunto il sorteggio dei calendari, che noi di Sportisti cercheremo di seguire per darvi tutte quelle che sono le ultime novità per quanto riguarda il calendario dei giallorossi. A questo punto, non essendoci ulteriori novità, non mi resta che salutarvi. Io vi ricordo di mettere un mi piace alla nostra pagina Facebook, così come ai nostri altri canali social, da YouTube a Instagram, a Twitter. Vi ricordo che le puntate le potrete ritrovare sia qui su Facebook che sul nostro canale YouTube, e soprattutto di seguire il nostro sito www.sportisili.it per rimanere sempre aggiornati sullo sport siciliano. Sport siciliano a 360 gradi è il nostro motto, cerchiamo di tenervi informati su tutto quello che riguarda questo ambito. Non mi resta che salutarvi e vi invito a seguirci anche nei prossimi appuntamenti. Ciao!